oppure degli addetti ai lavori, bisognerebbe chiedere a chi deve fare rispettare le regole. Io credo che le regole siano chiare, ci sono anche, ora il numero degli arbitri è anche aumentato, e quindi io credo che andando verso le regole, cioè verso il rispetto delle regole, sarebbe tutto molto più semplice, perché all'inizio di ogni stagione io sento richiami importanti che vengono dal mondo arbitrale riguardo a questa problematica, però di fatto alla seconda gara di campionato tutte le gare si ritorna indietro un anno, come spesso succede nel nostro paese nei confronti delle regole. Corriere dello Sport. Buongiorno. Io vorrei chiedere invece a proposito di De Rossi, si hanno notato progressi importanti dal punto di vista della condizione atletica, psicofisica del giocatore in queste 2 settimane in cui si è potuto riposare, e se lei lo vede come possibile soluzione tampone in difesa nel caso dovesse rinunciare a Marquinhos. A Daniele sta decisamente meglio. Noi abbiamo parlato in maniera, nell'ipotesi ottimale, parlavamo di 2 o 3 settimane per essere ottimisti, per riportarlo in una condizione decente. Devo dire, non decente, in una condizione che ci piace a tutti. Devo dire che ha fatto un bel passo in avanti. Riguardo alla posizione da difensore, lui lo può fare come l'ha già fatto altre volte, lo può fare anche bene. Però credo che io eventualmente ho anche altre possibilità e tendo, a meno che non sia soffocato da una situazione, tendo ad andare secondo logica. Il tempo. Buongiorno. Mi potrà capitato sicuramente di ascoltare e leggere in questi giorni le dichiarazioni dei suoi giocatori che parlano di lei in termini entusiasti, dicono far giocare come vogliamo, ma sembrano più parlare di un amico che di un allenatore. Quali sono i pro e i contro di questo? Ma se io intravedessi dei contro agirei in maniera diversa. Secondo me sono tutti pro, perché poi basta, non avete la possibilità, basterebbe venire dentro il nostro ambito lavorativo per verificare che l'amicizia è amicizia interpersonale tra persone, ma non tra professionisti. Tra professionisti si fa professionisti. Io sono molto esigente, moltissimo, e ho a che fare con delle persone che sono molto rispettose, anzi direi moltissimo. Ansa. Ecco, mister, buon pomeriggio. Le volevo chiedere, già sembra venire da un buon momento le ultime prestazioni fatte dall'arrivo di Ballardini. C'è qualcosa in particolare che ha studiato col cambio di allenatore che la preoccupa comunque? È una squadra molto compatta, equilibrata, è difficile subire reti, come ha dimostrato nelle ultime partite. È una squadra che riparte molto bene, che combatte. Quindi credo che come caratteristiche sia la squadra meno adatta ad affrontare questo momento. Salve. Fino adesso avete ottenuto dei risultati anche buoni, cercati quasi ottimi, sorprendenti sicuramente, anche rincorrendo un pochino una sorta di differenza di diversità rispetto al recente passato. Volevo chiederle, questo si legge anche un pochino nelle dichiarazioni dei suoi giocatori, fatto il paragone rispetto a quando c'era Zeman e adesso. Volevo chiederle a questo punto, dopo questi buoni risultati, ma anche con questa premessa, c'è qualcosa, cos'è che la preoccupa un pochino di più per il proseguo della stagione? Io non ho preoccupazioni particolari, ho un gruppo che si sta ricompattando nella quasi totalità, perché Castan credo la prossima settimana ritorna in gruppo, Destro c'è da aspettare ancora un po',
i ragazzi sono tutti disponibili, è un problema mio perché dovrò lasciarne fuori una decina e questo è l'aspetto veramente più fastidioso della settimana, perché sarebbero meritevoli, noi potremmo far giocare 2 squadre diverse nella partita di domani, con credo risultati quasi identici.